È un lutto che colpisce l'imprenditoria veneta e italiana, l'improvvisa morte a soli 60 anni dell'industriale Andrea Riello, stroncato questa mattina da un malore nel suo ufficio della Riello Sistemi SPA a Minerbe nel Veronese, fatale con tutta probabilità un infarto. I soccorsi sono stati immediati, ma Riello non si è più ripreso. Alla guida della società fondata dal padre Pilade nel 1963, uno dei rami della Riello Industries passata ai 4 figli maschi, Riello era stato a lungo impegnato in Confindustria. Dal 2005 al 2009 era stato presidente veneto dell'Associazione Industriali. Tra i molti incarichi anche la presidenza della Fondazione Campiello e i ruoli nei consigli di amministrazione di alcuni dei principali istituti bancari. La scomparsa improvvisa, prematura del manager ha sollevato un'ondata di commozione. L'attuale presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, si dice sgomento e pieno di dolore. È per me un esempio indimenticabile di uomo imprenditore. Sentiremo forte e a lungo la sua mancanza. Persona per bene, imprenditore vero, ricorda Emma Marcegaglia, ex numero 1 degli industriali, che lo aveva avuto nel suo direttivo. Ha dato visione, entusiasmo e progetti a tutta la nostra comunità imprenditoriale, aggiunge Leopoldo Destro, presidente degli industriali di Padova e Treviso. Un esempio per noi e le generazioni più giovani. Per la presidente di Confindustria, Belluno Dolomiti, Lorraine Bertone era un innovatore e un autentico ambasciatore del Made in Italy. Unanime il cordoglio della politica, dal presidente del Veneto Luca Zaia, che lo descrive come un imprenditore illuminato e sempre con il sorriso, al segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che ne ricorda la tenacia e lo slancio all'internazionalizzazione. Un grande dispiacere, aggiunge via tweet Enrico Letta. E la lunga serie di attestazioni di stima potrebbe continuare, come continua la sua visione dell'associazione industriale. Riello è morto nel giorno in cui i rispettivi consigli generali voteranno la fusione tra Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo. Credo che sia anche un po' eredità sua, eredità del suo pensiero, di quello per cui ha lavorato come presidente di Confindustria Veneto. Sta dunque per nascere, anche sulla scorta del lavoro avviato nel 2008 da Riello, la seconda Confindustria più grande d'Italia. Lasciando evidentemente la decisione a chi la deve prendere, in vista poi dell'assemblea del 28, ma è stato un processo molto partecipato, molto condiviso. Questo è uno degli elementi, di forse maggior forza del progetto.